Abbiamo abbandonato il noir per sempre oppure adesso... Ah no, allora no, il noir sì, no, sì, ce n'erano no. nel cassetto, è vero. Cioè, uno già pronto che non è proprio un noir, cioè un noir psicologico piuttosto pesante, nel senso che il pretesto letterale in questo caso, beh, non mi piace parlare di un'altra cosa, ogni tanto giustamente. Il pretesto letterale in questo caso è un signor ispettore di polizia, guarda caso, che si sveglia la mattina nel proprio letto e accanto c'è il cadavere della propria moglie che non vede da diversi anni, con un colpo di proiettile sulla fronte e lui con una pistola in mano, e deve capire cosa è successo. E chiaramente no, quello è tra l'altro è l'unica cosa che ho scritto su commissione, nel senso che mi ha chiesto, siccome un editore prima voleva questo, tra l'altro, e io non volevo assolutamente darglielo a disposizione, allora mi fa, allora fammi un favore, scrivimi almeno un racconto lungo che sia un giallo, perché voleva far entrare in un'antologia in cui c'era anche, c'era un paio di personaggi piuttosto forti che trainavano tutto quanto. Ho detto vabbè dai, allora ti faccio questo favore. Poi ho cominciato a scrivere questo racconto, ho preso poi il largo, è diventato un romanzo, quindi l'ho chiamato e ho detto mi dispiace, non sono riuscito a fermarmi, non è più un racconto, e quindi non mi ha più parlato dopo questo fatto.